Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, 9:04 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie di essere qui. Allora, anche con l'ospite precedente, Federico Monti, abbiamo molto parlato di questo sondaggio che abbiamo anticipato a Ring venerdì scorso e se ne sta parlando molto, anche oggi la pagina del Piccolo lo dimostra, insomma. È andato un po' a sentire gli umori del centrosinistra oggi, no? In relazione a questo sondaggio che dà la coalizione di centrosinistra in vantaggio. Non proprio in vantaggio, ma lì. Ecco, lì col centrodestra, quindi, che è una sorpresa, Vannacci, nel senso che dopo tanti anni di vantaggio importante del centrodestra, questo è un segnale. È un segnale, insomma, che si può competere. Dopodiché vedremo, perché insomma i sondaggi negli ultimi anni abbiamo capito che contano fino a un certo punto e la battaglia sarà sicuramente sui nomi. Sui nomi. Vedremo, insomma. Più che su forze politiche, quindi sarà effettivamente sui nomi. A questo punto sì. Ora, c'è da dire che tra questione Ovovia, opere pubbliche, marciapiedi e varie altre, questa giunta evidentemente non ha lasciato il segno, o se l'ha lasciato non è stato un segno positivo. Quindi è ragionevole pensare che i triestini abbiano voglia di un cambio della guardia. È ragionevole pensarlo. Dopodiché, come dicevamo anche poco fa, dipende molto dai nomi che verranno individuati per l'una e per l'altra parte, insomma. Noi miriamo ad un nome che incarni quello che è il programma, perché stiamo lavorando ormai da tanti mesi sui temi e sugli obiettivi che vogliamo porci come coalizione ed è un lavoro lungo, interessante, vedremo di finalizzarlo in modo intelligente e condiviso dopodiché servirà a trovare una persona che sia in grado di incarnarli questi temi e di essere un candidato credibile, perché adesso quando si parla di programmi, no? Ormai sembra quasi che sia un discorso superfluo, parliamo di temi, dopodiché abbiamo visto le coalizioni vanno a governo, vanno ad amministrare e poi questi programmi diventano una cosa evanescente, o quantomeno così è stato per le due giunte di piazza. Io guardo il programma con cui si sono presentati la scorsa volta e nella tornata elettorale più recente e quello che hanno fatto e le due cose non coincidono per niente. Nell'ultimo programma loro avevano assicurato che non ci sarebbero state per esempio esternalizzazioni dei servizi comunali. Invece stiamo privatizzando gli asili. Gli asili, cioè, no? L'asilo di Roiano. Sì, l'asilo di Roiano è la prima pietra di una costruzione che va verso l'esternalizzazione dei servizi educativi, no? Perché poi si parla anche di quelli di San Giovanni, quindi esatto, ormai... ed è l'esatto contrario di quello che era scritto sul loro programma. E così ce ne sono molti di esempi, no? Io invece sono per scrivere un programma realizzabile e tenere fede a quello che si promette, che è quello che poi come 5 Stelle abbiamo sempre cercato di fare a tutti i livelli, ecco. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi chiamo Lidia, volevo fare una rettifica sulla telefonata della signora che ha chiamato per gli orari dei bus. Sì. Lo avevate dato anche voi nel corso del notiziario, sì, che le linee 55, 56, 57 e 58, sì, sono quelle scolastiche, sì, sono attive sia oggi che domani, proprio per l'apertura degli istituti scolastici. Benissimo, quindi grazie di questa informazione, di questa precisazione. Basta andare a seguire i notiziari vari di radio, di TV vostro, della RAI, o andare sul sito della Trieste Trasporti che c'è scritto.
Ok, quindi in queste giornate di passaggio, no? C'è ancora la scuola, però c'è il nuovo orario estivo, quindi non più quello invernale, quello scolastico, però vengono mantenute queste linee importanti, insomma, per il trasporto degli studenti. Grazie di aver precisato questo, Lidia, grazie e buona giornata, insomma, è arrivato in soccorso. Grazie a voi, vi seguo. Grazie molte. Allora, quindi c'è questa possibilità, no? Prima una signora si lamentava e dice: ma come adesso è entrato in vigore l'orario estivo, però c'è ancora la scuola, no? Sì. Perché ufficialmente finisce domani, poi ci sono anche tante altre scuole che continuano, ci sono gli esami. Sì, infatti. Il trasporto pubblico triestino è sempre stato piuttosto capillare e abbastanza efficiente, no? Per cui siamo abituati ad avere un servizio notevole. Quando c'è un calo di servizio, quando salta banalmente una corsa, è una specie di dramma. Mio Dio, cosa è successo? Perché non siamo abituati a questo tipo di, insomma, di servizio che invece magari... E vorrei che continuassimo a non esserlo. Ecco. Cioè, nel senso che quando tu hai un buon livello di servizio, ecco, non deve finire come la sanità. Davamo per scontato di avere una sanità d'eccellenza e invece non ce l'abbiamo più. E quindi sì, per i servizi bisogna comunque combattere, no? Se c'è un disservizio si segnala, si fa capire a chi offre quel servizio che non è accettabile un calo di prestazione. Di prestazione, insomma, parlava di sanità, insomma, questo è un tema che riguarda un po' tutta la regione. È un tema regionale più che comunale. È vero, però insomma, immagino sarà nuovamente anche molto presente nelle campagne elettorali del prossimo anno. Sì, probabilmente sarà uno dei temi cruciali. Cruciali, secondo lei? Sì. Anche perché secondo me abbiamo sprecato un'occasione enorme col PNRR, perché la missione 6 del PNRR era fatta per finanziare la sanità, nato nell'immediato post-Covid, era un enorme investimento sulla sanità pubblica che poi non è stato attuato. E quello è uno spreco, è un fallimento che pagheremo moltissimo per i prossimi 20 anni, perché la società italiana sta invecchiando, la società triestina ancora di più. Gli anziani sono multimorbidi, hanno un sacco di patologie e hanno molta necessità di servizi sanitari. Assoluto, è vero. È un costo enorme per la sanità pubblica. Modernizzare la sanità, dare strutture, realizzare finalmente, compiutamente la sanità territoriale sarebbe stato un modo per reggere il colpo. E invece non sarà così e andiamo verso o un aumento spropositato e quasi insostenibile della spesa o un calo drammatico del servizio. Allora c'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, sono Elisabetta, buongiorno. Elisabetta, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Elisabetta, la sentiamo. Buongiorno, sì, ok. Volevo parlare con la signora un attimo. Prego. Allora, io ho sempre detto, no, non mi stanco mai di dire, se è una cosa che scoraggia le persone ad voto, questa è la coalizione. Assolutamente. La coalizione? Sì. La coalizione, sì. La coalizione serve solo al politico, perché in questa maniera qua ha sempre il posto assicurato, o va da una parte o dall'altra, no? Mentre le persone a me scoraggia, io non voto più con la coalizione, perché mettiamo il caso il voto che mi va bene il discorso della Lega, no? Mi ritrovo a votare e a dare il mio voto alla Meloni, che è tutta un'altra cosa, cioè è una cosa che per me è come non tradire chi va a votare. Questa è una questione forse anche di legge elettorale, ecco. no? Soprattutto, sì. Soprattutto di legge. Esatto, Chiaro. Per cui dovrebbero levare queste coalizioni. Chi ha un'idea non è che tutte le idee vanno d'accordo, perché una linea non può andare d'accordo
con il movimento ex Movimento Sociale Italiano, nel momento che parliamo della Meloni, e due cose completamente diverse. Capito. Uno dice la Roma ladrona e l'altra invece la rappresenta, insomma, cioè, questo è il discorso. Dovrebbero Capito. levare le coalizioni, ogni partito dovrebbe, che se ha i voti Quindi un insufficienti, sistema più dovrebbe proporzionale, tenere banco insomma. dal Sì. banco, ecco, e se no andare a casa. Invece Capito. così in questa maniera È chiarissimo. qua abbiamo sempre la stessa gente. Chiaramente un partito non funziona, vanno in quell'altro partito a coalizione, hanno il posto assicurato. Mi scusi, sa signora, ma è la verità. Vabbè, No, non grazie, deve scusarsi. grazie. Assolutamente, Assolutamente, credo io sia sono anche d'accordo con lei. Grazie Elisabetta. Sì, Beh, grazie. è un'analisi Allora, interessante, no? Sì, è cruciale. Sì. Allora, e fa parte anche di tutte le analisi che si fanno per capire la disaffezione al voto. Al voto. E la signora ha centrato il punto. Il problema. Noi siamo andati da soli fino all'altro ieri. Sì. Le ultime comunali le abbiamo fatte da soli. Evidente che non abbiamo tutta questa simpatia per le coalizioni in generale, ma la legge elettorale è fatta in modo tale che una cosa non si possa evitare. Quello che si può fare, ed è quello che stiamo cercando di fare a tutti i livelli, è fare delle coalizioni credibili, cioè iniziare molto prima, parlare di temi, fare la quadra sui temi e arrivare con un programma ampiamente condiviso in modo che ci siano meno sorprese possibile successivamente. Questo è il massimo che noi riusciamo a fare in questo contesto con questa legge elettorale. Per fare quello che dice la signora è necessario avere un sistema proporzionale. Ma coalizioni, premi di maggioranza e listini bloccati sono tutte fattispecie che rendono impossibile per una forza politica presentarsi a elezioni da sola. Se vuole avere un risultato, se vuole sperare di amministrare, Esatto, di dare un contributo, perché è quello l'obiettivo, no? È chiaro. Realizzare il programma. E realizzare il programma si può fare solo se si è in maggioranza, perché le opposizioni non realizzano nulla. Le opposizioni fanno solo opposizione in questo sistema, no? Detto questo, signora sfonda una porta aperta. Io ero per il proporzionale anche quando abbiamo votato tra proporzionale e maggioritario, per cui sì, bello sarebbe, non è possibile. Purtroppo con appunto la legge che abbiamo, no? Con quello che abbiamo in casa. Allora, vedo pronto il nostro Gianluca Paladin da un bel luogo di mare che è pronto proprio per il collegamento del mattino, credo sia al bagno ferroviario, correggimi se sbaglio. Gianluca, buongiorno a te, buongiorno anche al tuo ospite. Laura, buongiorno. Sì, siamo al bagno ferroviario insieme a Claudio Vianello, il presidente del bagno ferroviario, che ringraziamo per l'ospitalità. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E siamo di fianco alla scaletta, anzi alla passerella, rimessa totalmente a nuovo, la passerella che era crollata a causa delle mareggiate del 2023, ce li ricordiamo tutti, anche il ferroviario purtroppo tra i danneggiati pesantemente da quell'ondata di maltempo, da quell'ondata veramente ondata, è il caso di dirlo, perché ha tirato giù passerelle come questa, era sott'acqua, è stata totalmente rimessa a nuovo, verrà posizionata dall'elicottero come passaggio pedonale per raggiungere l'isolotto che c'è qui alle nostre spalle. Claudio, allora, ne è passato di tempo, ne è passata di acqua sotto i ponti, è il caso di dirlo, finalmente si riparte, perché voi dovete aprire anche tra l'altro questa stagione il 12 di giugno. Il 12 giugno riapriamo finalmente, riapriamo anche con i biglietti, quindi abbiamo la cassa, le persone possono venire anche una giornata sola qui a prendere il sole, a fare un bagno e a vedere questo bellissimo paesaggio dal Formaggino famoso al Faro della Vittoria e questa bellissima costa nostra. Le operazioni qui avvengono con l'elicottero che si posiziona, salirà di nuovo in volo poi e posizionerà
questa passerella, giusto? Sì, viene l'elicottero perché i lavori fuori non permettono di far entrare un camion con la gru né da quella parte né da quell'altra, quindi abbiamo dovuto optare per l'elicottero. L'elicottero è lo stesso tipo di elicottero che mette le reti in montagna, quindi strutture pesanti. Questa passerella è stata rifatta completamente grazie al progetto dell'ingegner Todaro, che si è occupato di questo e degli attacchi, alla Baumann, che è la ditta che ha eseguito i lavori anche molto velocemente, devo dire, e conseguentemente finalmente dopo il 3 novembre del 2023 la gente potrà venire di nuovo in tutto lo stabilimento fino in fondo e potrà di nuovo tornare sull'isolotto di fronte a noi. Prossimo passo, dopo il posizionamento, verrà anche installata la parte in legno, giusto? Dove il camminamento per il pedone. Sì, viene messo il paiolato di legno, abbiamo optato per il paiolato di legno per il semplice fatto che non ci si scotta i piedi se una persona cammina scalza o altro, ed è una struttura più leggera. Poi, oltretutto, essendo stati progettati 4 attacchi sempre dall'ingegner Todaro e realizzati dalla Geomar sul posto, verrà saldato su un lato e vincolato sull'altro con dei dadi. Allora noi adesso vi restituiremo la linea per poterci posizionare e metterci anche in sicurezza, perché arriva l'elicottero, quindi ci garantiscono una posizione per la nostra sicurezza e per non intralciare ovviamente le operazioni in corso. Quindi Laura, casomai ti manderemo le immagini di questa prossima fase con il posizionamento della passerella. Intanto vi cedo la linea. Grazie Gianluca. Insomma, bello, è bello. È vero, sì, infatti, un bel servizio, un bel luogo che rinasce dopo il problema delle mareggiate, no, di 3 anni fa ormai, 2 anni e mezzo fa. Era diventato un luogo di incontro, nel senso che ci andava un sacco di gente 3-4 anni fa, no? È vero, sì. E mi sa che ci siamo anche incontrate una volta. È vero. Mancava, no? Mancava, è vero, infatti. Allora, c'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco Lega. Allora, voglio dire, andiamo un po' indietro. Chi ha fatto il contratto euro-lira? Prodi, non poteva mettere 1-1, no, ha fatto 1,5. Però gli onorevoli prendevano 15 milioni ai tempi, al mese, adesso prendono 15.000 euro. Il pane che costava 4.000 ai tempi adesso costa 4 euro, le medicine uguali. Andiamo dall'avvocato per una causa, prima si andava con 500.000 lire, adesso 500 euro, ma è tutto il doppio per noi. Però gli onorevoli si sono aumentati il doppio. Allora, un'altra cosa, la sanità. Chi ha tagliato la sanità 37 miliardi? Renzi, Letta e tutti gli altri, 37 miliardi. Cosa vogliamo adesso? Andare a cercare? E dove sono andati quei 37 miliardi? Se la coperta è corta o si copre i piedi o si copre la testa, quindi da qualche parte il PNRR è andato da qualche parte. È inutile dire si poteva fare di là o si poteva fare di qua. Da qualche parte è andata, bisogna solo vedere dove è andata. Non si può dire così a occhi chiusi è andato via, buttati via i soldi. Andiamo a vedere, avete la possibilità voi, avete anche la televisione, ha la possibilità di andare a vedere e spulciare questi qui dove sono andati. Invece si tace e si continua a dire ma si poteva fare qui e si poteva fare là. Ma fatelo almeno qualcosa, fate qualcosa. Grazie Franco, questo è il grido di Franco. Allora Franco, lei ha ragione, ma il discorso è quello di prima. Chi è in maggioranza fa, chi è in minoranza osserva. Chi è in minoranza non ha nessun potere, io non so più come dirlo. Fate, volentieri. Allora, il PNRR l'abbiamo portato noi. Gli investimenti dovevano essere strutturali. Invece non è stato così. Noi col PNRR in regione ci siamo pagati i centri estivi in Carnia.
invece di sistemare il dissesto idrogeologico, investire sulla sanità e tante altre cose. Abbiamo spostato il PNRR sui progetti già cantierabili, probabilmente per far presto. Però, per esempio, per fare un esempio proprio chiaro, l'Ovovia era già finanziata su un fondo nazionale e transitata sul PNRR. E così tantissimi altri progetti. Noi abbiamo utilizzato il PNRR non per fare cose straordinarie e strutturali, ma per coprire la spesa già programmata. E non è stata una decisione del Movimento 5 Stelle, che aveva in testa tutt'altro, è stata una decisione dei governi, del governo Meloni. Del governo Meloni. E dopodiché, lui dice, il cambio lira-euro, per carità, sono passati 25 anni però. Ormai non ha neanche più senso parlarne. Quello che ha senso invece è la battaglia che dovreste riconoscerci, che abbiamo portato avanti per 10 anni contro gli sprechi della politica e contro i vitalizi, contro i costi della politica. L'abbiamo portata avanti e il governo Meloni ha cancellato tutti i risultati a cui eravamo arrivati, compreso il taglio dei vitalizi, e su questo però siamo fondamentalmente d'accordo con lei. La politica tende a costare troppo. Adesso riapriamo le province. Riapriamo le province, sappiamo che saranno elettive, sappiamo quanto costerà il presidente della provincia, all'incirca di 10.000 euro al mese, però non sappiamo ancora esattamente cosa faranno. E quindi vedremo. Di che cosa si sta parlando se non di costi della politica? Allora, dobbiamo fermarci per una pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo, ancora in compagnia di Elena Danielis. Bentornati in diretta ancora a Sveglia Trieste. Lo ricordo ancora una volta, oggi saremo in onda a partire da oggi, insomma, d'ora in poi fino alle 10:15, quindi andremo avanti un quarto d'ora di più. Poi torna anche la tanto richiesta ginnastica dolce, quindi questo è sicuramente... Venerdì ho incontrato in autobus una signora che mi ha detto, non so cosa è successo, io facevo ginnastica con Tele4, lei sa mica perché non la fanno più. E quindi adesso ritorna a grande richiesta perché insomma avevamo spostato l'orario ma non era stato gradito questo spostamento, ritorna insomma più o meno all'orario naturale. Allora siamo in attesa sempre di collegarci nuovamente con la nostra troupe, con il nostro Gianluca Paladin per l'arrivo di questo elicottero che dovrà posizionare la passerella ristrutturata. Abbiamo visto il bagno ferroviario che è tornato insomma al suo splendore, o sta tornando insomma al suo splendore, e sarà attivo nuovamente per questa stagione balneare, quindi auguri insomma per questa attività. C'è una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Allora, io dall'ospite volevo sapere due cose. Primo, come si pone il 5 Stelle rispetto all'abbattimento della Cornacchia e dei suoi piccoli autorizzati dal sindaco di Pordenone. E poi volevo anche sapere se nel programma elettorale ci sarà qualche richiamo allo stato di avanzamento dei lavori dell'ospedale di Catinara, perché pur essendo soggetto a fondi regionali è bloccato da 8-9 anni e credo che i partiti triestini dovranno dire ai cittadini che usufruiscono di questo ospedale che fine faranno. Tutto qua, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata a lei. Grazie. Allora, due temi molto diversi. Sì, parto dalla seconda. Dalla seconda, confesso che non lo so, nel senso che la costruzione del programma viene seguita per competenza dal coordinatore provinciale, che nel caso del Movimento 5 Stelle è Paolo Menis, che dovrei telefonare a Paolo e chiedergli che cosa intendono fare per l'ospedale di Catinara. Per certo ci sarà
un punto del programma che spinge per migliorare la sanità triestina, perché la sanità triestina ha problemi leggermente diversi e ulteriori rispetto al resto della regione. Non che il resto della regione non li abbia, si stanno chiudendo i centri nascita in tutta la regione, in Caria non ci sono più i medici di famiglia, ci sono intere valli scoperte, cioè ci sono problemi sulla sanità in tutta la regione, quella triestina ha problemi particolari e concentrati e quindi sì, sono certa che ci sarà, cosa ci sia scritto, non lo so, bisogna chiederlo a Paolo e vi chiedo scusa, sono disinformata. La questione Cornacchia. Allora, il giorno del giudizio, no? Scrive oggi il Messaggero, purtroppo oggi proprio dovrebbe essere abbattuta questa Cornacchia. Io no? so che a Pordenone si sono fatti dei tentativi per catturarla che sono andati a vuoto, ragion per cui viene deciso l'abbattimento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento animalista. Noi siamo sempre contrari all'abbattimento degli animali, sempre. Ricordo che la sezione di Muggia a suo tempo aveva fatto una battaglia per la difesa delle nutrie. Delle nutrie, ricordiamo. Io personalmente ero un po' perplessa, ma sono state fatte battaglie di questo tipo e non dubito che il Movimento 5 Stelle di Pordenone cercherà di difendere la Cornacchia. Dopodiché, se ci sono delle ragioni di sanità, di sicurezza pubblica tali per cui vanno dimostrate e poi va deciso da farsi cercando di ragionare in termini di beneficio collettivo oltre che per la Cornacchia, insomma. Io spero che si trovi il modo di non ammazzarla, ecco. Umanamente trovo che ci sarà pure un modo alternativo per allontanarla. Ecco. Allontanare questo animale che infastidisce insomma tanti residenti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Allora, non Udine. Sentiamo malissimo. È Franco? Mi sente? Eccoci, meglio? Sì, bene, meglio. Franco, non di Udine, di via Pinguente a Trieste. Non di Udine, allora, abbiamo già sentito Franco. Via questo, volevo fare due precisazioni, mi senti? Perché sì, le sentiamo. No. Allora, la prima osservazione è una, anche se molto semplice. Allora, faccio l'esempio nazionale. Allora, un Renzi che non lo vota neanche su moglie, può condizionare un governo, ma può parlare per Renzi, ma può essere qualsiasi situazione anche del centrodestra, no? Dunque magari delle situazioni dove con una percentuale minima può essere condizionato un programma del governo e questo è una delle tante robe che succede in questo paese. La seconda cosa, che non fa parte di questo ragionamento che avevo fatto a me, è il fatto che la signora ha accentuato il fatto del medico di famiglia, e il medico di famiglia una volta era quel che aveva, come si può dire, una visione dei my life che aveva con lui, no? Adesso invece il medico di famiglia è diventato purtroppo, per tanti motivi, un medico burocratico che fa male e fa la ricetta e ti manda dell'otorino. Manca anche la situazione del controllo, quel che era una volta del medico che era più attento e cercava di risolvere il problema anche in studio. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie Franco, buona giornata a lei. Io ho capito la parte finale sul medico di famiglia, non sono riuscita a capire cosa ha detto prima. Diceva, facendo l'esempio allora di Renzi, insomma, sulla legge elettorale, no? Sulle votazioni, diceva poi con poi la succede che qualcuno ti pugnala alla schiena. Esatto. Sì, lo so, ecco. Succede spesso. Succede spesso. È come se tu sapessi di dover andare verso la passerella, quella dei pirati, ecco. Però ci devi passare. E hai le spade alle spalle, sai che di fronte ci sono gli squali, ma di là devi passare. E bisogna passarci. Sì. Invece era interessante il discorso che faceva su come è cambiato il medico di famiglia. Le porto un esempio. Parlavo con un'educatrice qualche tempo fa
che mi raccontava come anche il suo lavoro sia diventato per il 40 se non 50% burocrazia, come quello delle assistenti sociali, come quello degli insegnanti. E lei diceva, mi ha dato un'immagine molto forte, mi ha detto: è come se una ballerina sul palco dovesse interrompere ogni 5 minuti la sua performance per firmare un documento. E così è chiaro che è una stortura enorme ed è chiaro che è una cosa a cui va messo mano, ed è però una cosa talmente enorme che non si sa bene da dove prenderla, perché ci sono voluti 30 anni per burocratizzare in questo modo tutti i lavori di servizio. È vero. E non è che in 5 minuti uno risolve il problema. Bisogna capire da dove prenderlo o quali strumenti utilizzare per sgravare queste persone da un lavoro che non è quello per cui hanno studiato. Perché non è quello per cui ha studiato il medico, non è quello per cui ha studiato la professoressa, l'educatrice, l'assistente sociale e così via. E non è quello che dovrebbero fare. È chiaro, quindi sì. Non è una passeggiata di salute risolvere il problema, ed è un problema molto diffuso. È un problema che è diffuso a più livelli, insomma, in vari ambiti lavorativi. Sì. Non dove risulta più evidente, più stridente, è proprio nei servizi alla persona, di qualsiasi tipo, no? Ad esempio la sanità, insomma, certo. È quello forse più sotto l'occhio di tutti, no? Tutti abbiamo il medico di famiglia. Allora, c'è Marco Englaro che oggi è molto centrato su Piazza Libertà, in questo caso invece, allora, prima o dopo la Madonnina de Piazza Garibaldi scamperà, sì, la de Sissi, così la gaverà doppio recinto de protezione. e ci siamo, insomma, siamo sul tema della recinzione di Piazza Libertà, no? In questo caso. E questo è il tema della differenza tra destra e sinistra, no? Che non è una differenza su che tipo di problema vedi, perché non è che il centro-sinistra non veda il problema di Piazza Libertà, che è un problema. E il tipo di soluzione che proponi, no? Allora, recintiamo Piazza Libertà e poi cosa succede? Spariscono come per magia o si spostano da qualche altra parte? E dove si spostano? Vorrei vedere i cittadini sotto casa dei quali questi si sposteranno, perché si sposteranno. E quindi, insomma, il problema perché non è che continua triestini, a migrare. Questi non spariscono, non c'è una bacchetta magica, continueranno ad arrivare e la situazione va gestita. È una recinzione, non è una soluzione. È come scopare la polvere sotto il tappeto. Allora, c'è Davide che è perplesso, dice dopo dicono che chi governa non vuole decidere le regole favorevoli. Aggiungo che mancano preferenze, i partiti tutti vogliono essere sicuri di fare eleggere i propri big. Alla Camera la Lega ha eletto 66 deputati, gli stessi del Partito Democratico, ma con meno della metà dei voti in termini assoluti. Al partito di Matteo Salvini aspettano 42 seggi vinti grazie al sistema maggioritario contro gli 8 del PD. Stesso discorso per Forza Italia e Movimento 5 Stelle che nonostante percentuali molto diverse, 8,1% il primo, 15,4% il secondo, avranno un numero di deputati simile, 45 per il partito di Silvio Berlusconi, 52 per quello di Giuseppe Conte. Al contrario la lista Azione Italia Viva, che alla Camera ha preso quasi gli stessi voti del partito di Silvio Berlusconi, avrà solo 21 deputati, non avendo vinto nessun collegio uninominale. Torna un po' sulla questione della legge elettorale, no? Sì. Sfonda una porta aperta. La legge elettorale è un ragionamento da fare e sarebbe un ragionamento da fare non sotto elezioni, perché se lo facciamo l'anno prima delle elezioni è evidente che la legge elettorale sarà pensata dal partito di maggioranza o dalla coalizione di maggioranza per cercare di avere
più chance possibile alle elezioni che arrivano. E quindi di riconferma. E quindi sarà di nuovo una legge elettorale incostituzionale con grossi problemi di legittimità e bla bla bla. Siamo sempre lì, perché sono ormai quanti anni? 15? Che si ripropone lo stesso problema. Noi mettiamo mano alla legge elettorale l'anno prima delle elezioni. Mi pare una pessima idea. E lo fa ogni governo, no? E lo fa ogni Però governo. No, noi non l'abbiamo fatto. Conte no, aveva altre avevamo altri problemi da affrontare in quel periodo, no? Sì. Però effettivamente, sì, insomma, gli ultimi governi sono spesso impegnati, no? In questo primo annuncio, magari all'inizio del mandato, e poi invece si rimanda fino quasi alla scadenza per proporre la nuova legge elettorale. Lo sta facendo anche questo governo, no? Adesso, in questo momento. Sì, infatti è questo il problema. Le leggi elettorali nascono inquinate dagli interessi politici del momento e nascono zoppe. E queste leggi elettorali zoppe continuano, cioè alimentano il processo di disaffezione dei cittadini dal voto. La gente non va più a votare perché ha la sensazione che il proprio voto non serve a nulla. E il voto non serve a nulla perché tu voti una parte politica, voti una persona e poi tra premi di maggioranza, calcoli di coalizione, eccetera, viene eletto col tuo voto tutt'altro. E viene stravolto, è un po' quello che dicevano i nostri quello che dicevamo prima, no? sì. Allora, intanto stavo controllando, se mi vedete guardare alle mie spalle, non è... Sì, anche io ogni tanto guardo sperando di vedere l'elicottero. È semplicemente per vedere, ecco qui, se c'è appunto questo elicottero che dovrebbe arrivare per prelevare e posizionare nel posto giusto questa passerella che dovrebbe collegare la riva alla isoletta, insomma, davanti al bagno ferroviario, un suggello, insomma, di quello che dovrebbe dare avvio alla nuova stagione balneare in quel luogo. C'è una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, signora Danielis. Buongiorno. Che la conosco di persona, ma ovviamente lei non può sapere chi sono. Comunque, io volevo dire una cosa. Io vivo questa situazione attuale come se fosse un dopoguerra. Perché praticamente guardandomi in giro, io al dopoguerra ero piccolina, sono nata dopo la guerra ma ero piccola, però insomma a un certo punto ho incominciato ad osservarmi, no? Attorno ai cambiamenti nella scuola, nella sanità, in tutto, nella società anche, no? I diritti civili eccetera. Io adesso mi rendo conto che veramente, ma non è una banalità, scusatemi la mia presunzione, io vivo come se fossimo nel dopoguerra, c'è tutto da ricostruire, perché hanno distrutto pian pianino tutto, trasversalmente, ma molto di più la destra, da Berlusconi in poi molto di più. Allora io credo che sarebbe ora di valorizzare le cose che sono state fatte positive e dire che sono positive. Per esempio Renzi, che non è che a me stia simpatico e non lo voterei, però devo dire che lui, bene o male, ha messo mano e corretto un gravissimo sopruso del governo Berlusconi, dove c'era la Meloni di ministro, che aveva tolto ogni controllo sui licenziamenti delle donne in gravidanza. Cioè in quel periodo c'era un vuoto di controllo, sicché i bravissimi datori di lavoro italiani facevano firmare in bianco la lettera di licenziamento. Nel momento in cui la donna portava il certificato di gravidanza, tirava fuori dal cassetto e veniva lì. Allora Renzi cosa ha fatto? Che deve essere, cioè il licenziamento doveva essere fatto tramite mail, insomma in qualche modo era controllabile, non poteva essere fatto prima. Diciamolo, perché così si mette in evidenza l'attenzione che aveva la Meloni verso le donne, una delle tante attenzioni che lei ha avuto, no? È importante questa cosa qua. È importante dirlo a viva voce che i 5 Stelle davano una parte del loro stipendio congruo e lo versavano verso cose interessanti, tipo le start-up giovani, eccetera. Bisogna dirlo e ammetterlo. Il bonus 110 serviva, che sia stato gestito male lo sappiamo, ma Conte l'ha gestito pochissimo,
è stato anche gestito male, però grazie. serviva alla gente, non è che serviva a Conte o ai 5 Stelle, serviva al popolo, e ci sono case molto belle messe tutte a posto. Terza cosa, poi chiudo, la sanità. Allora, c'è un'atmosfera brutta, perché i medici di base non sono più onesti e bravi come una volta, non lavorano più in scienza e coscienza. Mi dispiace, non ti vengono a casa, non ti fanno una visita, non sono reperibili. Io vorrei capire quanto prendono per ogni malato che hanno, che magari quello lì non si fa vedere mai perché non ha bisogno, meno male. Ecco, vorrei capire quanto prendono da me all'anno i medici di base. Perché adesso addirittura vengono, quelli che sono un pochino più coscienti, vengono diffidati dalla regione a prescrivere esami, a prescrivere farmaci, anche in caso di persone veramente bisognose. È successo a me, che io ho una dottoressa giovane, e quella lì praticamente non ti fa più niente. A fronte di un'attesa di 1 anno e mezzo, si rifiutava di farmi una priorità, ma non urgente, tipo 1 mese, 2 mesi, così. Ho detto 1 mese almeno in presenza di un disturbo. Si rifiutava, ma non è urgente. Ho capito, ma tra l'urgenza e aspettare 1 anno e mezzo c'è una certa differenza. Sì. In compenso vanno al pomeriggio, quando sono liberi, a fare attività privata. Ma tipo anche estetico, roba estetica, in modo che è fruttuosissimo, che una seduta può fruttare 150-200 euro, è così. Cioè, guardiamo, c'è anche la mentalità proprio cambiata, e la gente è cambiata, non c'è più diciamo, la dignità del mestiere. E infatti so di alcuni medici, non vecchi, perché poco più che 60enni, che se ne sono andati in pensione, indifferente, se ne sono andati perché non potevano più lavorare in scienza e coscienza. Quindi siamo nel dopoguerra, mi creda signora Danieli, siamo come nel dopoguerra. Grazie Silvia. Grazie, allora, grazie anche delle parole che ha detto, equilibrate su diamo a Cesare quel che di Cesare. Quel che di Cesare. Sì. Allora, le commenteremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Se non c'è invece in arrivo il famoso elicottero, fatemi sapere. Allora no, mi pare non sia ancora in arrivo. Vede nessun elicottero. Si è vista una barca passare. Fa venire voglia di andare al mare. È vero, fa voglia di andare al mare, sono comunque belle immagini. Allora ci fermiamo, piccola pausa, l'ultima della mattinata, poi andiamo avanti fino alle 10:15. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Elena Danielis, Movimento 5 Stelle, che è in dialogo con voi telespettatori, sia attraverso le mail che leggiamo, sia le vostre telefonate. Vi ricordo che appunto siamo ancora in attesa da parte del nostro Gianluca Paladini di ricollegarsi con noi dal bagno ferroviario per vedere queste operazioni. Spero di riuscire a vederlo. Esatto, di posizionamento della nuova passerella che sancisce un po' il ritorno alla normalità di questo stabilimento balneare. Allora, una telefonata in arrivo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria Giovanna. Maria Giovanna. Buongiorno a lei e buongiorno alla sua ospite. Volevo fare un'osservazione. Dica. Cioè, noi abbiamo perso il nostro senso critico delle cose proprio quando è salito a primo ministro il Cavaliere. Noi con Berlusconi, che ci ha detto che tutto andava benissimo e che ha fatto poi delocalizzazioni e che comunque ha fatto gli affari suoi, perché chiaramente vediamo anche adesso cosa sta succedendo, è una proiezione chiaramente. Qui però noi abbiamo perso il senso critico delle cose, perché l'abbiamo scusato e abbiamo detto beh, ma tanto è il suo privato. No signori, perché una persona che ha una carica pubblica, cioè il suo privato deve camminare con il pubblico, scusatemi, e questo è. Vediamo adesso Trump, ma scusate,
Questo è tutto in proiezione, è tutta una forbice che si è allargata e che non riusciamo chiaramente a controllare. Perché tutti camminano con uno smartphone in mano e sono tanti narcisi per la strada. Io che non lo faccio devo evitare, perché sul marciapiede devo evitare le persone con lo smartphone, devo evitare i guinzagli, perché i cani vanno da una parte all'altra del marciapiede, e le biciclette, le deiezioni e i monopattini. Non vi dico che cosa invio Oriani a certe ore del giorno, tipo le 10. Capito. Cioè, è una cosa impressionante. Scusatemi, io vi saluto. Grazie Maria Giovanna. Grazie del suo sfogo, Grazie. insomma, grazie, buona giornata. È un'osservazione interessante, perché è vero che nel ventennio berlusconiano sono state sdoganate un sacco di fattispecie, di pratiche, di male pratiche, che poi sono diventate prassi. È cambiato il modo di parlare dei politici, è cambiato quello che ci si aspettava dalla classe politica, è cambiato il rispetto tra le diverse istituzioni. Prima di Berlusconi nessuno si sarebbe sognato di mancare di rispetto alla magistratura. Un potere dello Stato rispettava l'altro. In questo la signora ha perfettamente ragione. C'è stata una parabola discendente di quello che erano mi viene da dire gli stilemi, ma non è la parola giusta, gli schemi di rispetto che sia a livello istituzionale che poi a cascata anche a livello sociale venivano ritenuti d'obbligo o uno standard minimo. E questo è vero, questo è vero. E rispetto invece a quello che diceva prima Silvia, che poi insomma, ha fatto una lunga analisi, poi c'era la pubblicità, no? Sì, ha fatto una lunga analisi, è partita da... dicendo siamo in un dopoguerra, c'è tutto da ricostruire, no? In tema di diritti, in tema e bisogna di capire qual è stata la guerra. Se il periodo di Berlusconi, come diceva quest'ultima signora, o il Covid, cosa intendiamo come guerra? Che cos'è che ha distrutto tutto quello che ritenevamo parte della struttura portante del nostro paese? Anche lei comunque citava il governo Berlusconi e parlava della correzione del licenziamento delle donne in gravidanza, no? Sì, dicendo che la Meloni sì, è figlia di quel modo di fare politica, che è stata ministra nei governi Berlusconi, che ha visto Berlusconi come dire, diminuire le garanzie per le donne sul luogo di lavoro. Lei stessa nell'ultimo governo ha aumentato di nuovo l'IVA sugli assorbenti, sul materiale sanitario per il ciclo femminile, no? e che noi avevamo abbassato durante il governo Conte. Sì, cosa che non ci si aspetta da una donna al potere, no? Tu ti aspetti che da una donna al potere ti aspetti che venga incontro in qualche modo alle esigenze delle donne, invece succede il contrario, perché non è una questione di fisico, è una questione di mentalità. Allora, ci scrive un signore che si chiama Mauro e dice, cambiando argomento, volevo chiedere alla vostra gentile ospite come procede il programma per futuro in comune dei 5 Stelle con Rifondazione Comunista e secondo voi perché Rifondazione Comunista non viene mai chiamato nella vostra trasmissione per capire anche il loro programma. Rifondazione fa parte della coalizione. Della coalizione, non sì, è che assolutamente. Il programma è nostro o loro, cioè stiamo cercando di mettere giù i temi che sentiamo più importanti per realizzare un programma condiviso. I tavoli, che sono partiti ormai da quasi un anno, se non di più, e a questo servono, a mettere a sistema le opinioni di tutti in modo da smussare gli angoli, trovare la quadra e andare avanti insieme. Siamo forze politiche che sono di natura progressista,
ma ci sono delle differenze abbastanza importanti tra l'una e l'altra. Trovare la quadra è un percorso lungo, ma è necessario se vogliamo presentarci come un soggetto credibile. È un soggetto unico, con un unico programma e degli obiettivi condivisi, e questo è il fatto. Dopodiché Rifondazione fa parte della coalizione, è coinvolta in questi tavoli e ha più che modo di dire la sua. E per il resto bisogna che rispondi tu. Sì, in realtà magari qualche volta abbiamo difficoltà a trovare proprio gli esponenti, no? Che siano disponibili a venire a trasmissione, ma non abbiamo nessuna preclusione, anzi approfittiamo così di questa mail per invitare gli esponenti appunto di Rifondazione Comunista anche a venire alla nostra trasmissione, anzi se il telespettatore vuole sentire anche il loro contributo al programma che si sta costruendo, ben venga, insomma, assolutamente non c'è nessun problema. Abbiamo parecchi punti in comune con Rifondazione, specialmente sulle materie che riguardano il lavoro, i diritti dei lavoratori, il sociale, l'importanza dei servizi pubblici, abbiamo e del mantenere più possibile nell'ambito del pubblico i servizi. Su questo siamo molto vicini con Rifondazione. Ecco, quindi c'è anche insomma questa forza politica all'interno. Invece abbiamo letto, insomma, Azione si è smarcata, no? Con il segretario locale governa. C'è stato un po' di disallineamento. Ho parlato con la Rossetti l'altra settimana perché ci siamo incrociate a qualche perché qualche proprio evento, lei qui in trasmissione perché lei invece sarebbe stata per entrare nella coalizione progressista e io le esponevo tutte le mie perplessità, perché le dicevo guarda, non per te, perché anche è una donna intelligente, è facile andare d'accordo con una donna intelligente, ma la forza politica che rappresenti non può stare a destra, cioè X1-2, cioè a destra, a sinistra, al centro, dovete capire cosa volete fare e soprattutto il vostro ingresso rende più instabile la coalizione, meno credibile, meno affidabile, no? È difficile che un elettore del Movimento 5 Stelle voti una coalizione all'interno della quale c'è anche Azione. E succede la stessa cosa per gli elettori della sinistra, forse un po' meno per quelli del PD, ma alla fine non capisci quanto vai a perdere e quanto vai a guadagnare volendo fare un discorso da bottegaio, no? Però il problema è l'affidabilità, il messaggio di affidabilità che tu dai all'esterno. C'è anche il tema del cambiamento, no? Proprio della legge elettorale anche per le comunali e quindi del non ricorso al ballottaggio in questo caso. Infatti, no? E questo è un tema, insomma, di cui tener conto. È un tema e come si diceva in 2 telefonate stamattina, è un tema di scelte politiche che vanno in direzione radicalmente opposta a quella di valorizzare l'opinione dei cittadini. E valorizzare una sorta di proporzionalità, no? Esatto. Insomma, è esattamente il contrario. Esattamente. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Elena. Elena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vorrei replicare a un'affermazione che ha fatto la vostra ospite, dicendo appunto che non c'è più rispetto per la magistratura. Allora, come si può avere, il mio pensiero è questo, come si può avere rispetto di una magistratura che condanna una persona che ha difeso si è difeso da dei ladri che gli sono entrati in casa, che li hanno feriti no? Praticamente che danno sentenze in cui si devono risarcire, condannano queste persone a risarcire i parenti degli ladri. Cioè questo è un messaggio fuori dal mondo. Cioè capisce che questo a un certo momento, quando noi che siamo abituati che la magistratura
cioè protegge le persone dai malintenzionati, tutte queste cose così, e fa queste sentenze qui. Cioè, a un certo momento uno resta allibito. Io non so cosa dire, cioè, sinceramente, cioè, la magistratura secondo me anche in questo caso ha perso parte della sua credibilità. Per questi fatti qui. Ho capito, Elena. Allora, grazie Elena. Buona giornata. Sì. Grazie, buona giornata. Grazie, siamo omonime oltretutto. Allora, sì, è vero. Capisco il discorso è umanamente comprensibile, devo fare però due distinguo. Uno, io non parlavo del rispetto della magistratura nell'ambito della sua funzione pratica, ma parlavo del rispetto di un potere dello Stato. Nel senso, la democrazia si regge sull'equilibrio di tre poteri, no? Legislativo, esecutivo e giudiziario. Nello Stato italiano ogni potere è indipendente benché collegato all'altro ed è rappresentato da organi diversi, no? Il legislativo è il Parlamento, l'esecutivo è il governo, il giudiziario è la magistratura o il CSM, ok? Il rispetto tra le istituzioni è fondamentale perché così per dare ai cittadini l'immagine di uno Stato dignitoso, non mi viene un termine non mi viene un termine migliore, dignitoso. L'attacco costante alla magistratura che è cominciato nell'ambito dei processi a Berlusconi ha minato il rispetto dell'istituzione. E minando quel rispetto lì ha minato un sacco di altre applicazioni del rispetto che poi vediamo quotidianamente per strada. Dopodiché il magistrato non decide se condannare o meno un cittadino, un imputato sulla base di quello che gli passa per la testa la mattina. Il magistrato applica la legge. Se la legge prevede in quella fattispecie determinate azioni, il magistrato è tenuto ad applicarle nel momento in cui riconosce che ci sono determinate attenuanti, determinate aggravanti, una serie di situazioni che vanno dimostrate attraverso un processo che è strutturato e prevede l'intervento di più soggetti, i PM per esempio. E il magistrato non decide perché gli sta simpatico il ladro che il rapinato debba in qualche modo risarcire, perché per motivi suoi. Il magistrato applica la legge, il suo lavoro è applicare la legge. Capendo insomma che può non piacere, può piacere o non piacere, può piacere o non però, piacere, non è questione, non va bene, cambiamo la legge, allora, perché altrimenti è a monte, bisogna lavorare sulle leggi se si vogliono delle leggi meno tolleranti e più severe, dopodiché se capita a noi non saremmo contenti che le leggi non siano tolleranti, garantiste nei nostri confronti. Ci sono oggettivamente delle storture e la normativa italiana è elefantiaca, per cui trovi tutto e il contrario di tutto. È vero, però è anche vero che non è colpa della magistratura, che le leggi vengono fatte dal Parlamento, non dalla magistratura. Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Signora, eccoci. Quasi Gianni, che vuol dire una monada. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Ma una grande monada, voglio dire. Questo quarto d'ora che si è messo in più, sì. Se poi tirar giù la saracinesca di queste condizioni politiche del tizio Caio Sampronio, sì. Che se solo che contrasti uno vedi bene, quell'altro vedi male. Parliamo un momento di quel che c'è in libreria, di quel che ha letto uno, se che dà idea, consiglio, ci piace, fa la cioccolata e in quel momento se si trova. Ecco, volevo dire che se era possibile
sto quarto d'ora dare a questa intenzione che penso che tutti devi dire orca volete questa è una monada non sta solo oppure solo vada che merita. Adesso io parlo dei grandi scrittori della consigli di lettura cielo, piuttosto, ma anche quel che viene scritto oggi, no? Perché no? qua mi pare che sia poca lettura, mi pare, dopo può essere, siccome mi vivo solo, probabilmente parlo monade più del solito, ma volevo dire, no. non è che voglio parlare di Ferizer o di Chekhov o di Turgenev o di Singer o di Stevenson, ma volevo solo dire che se fate una cioccolata di questo quarto d'ora su quel che uno legge per scambiare due parole senza le contrasti della politica. Va so bene. che parla tante monade e le chiedo anche scusa. Ma se immagini Gianni, anzi mi sembra un suggerimento molto carino, grazie, molto. È vero, molto intelligente. Grazie Gianni e buona giornata Molto anche bello. a lei, è vero? Gianni, guardi, sabato sono andata a vedere l'inaugurazione di un'installazione che secondo me era veramente bella, al 26. Al Magazzino 26. Al Magazzino 26, l'artista si chiama Maria Sanchez. Sì. E, l'installazione si chiama La Balena, se non sbaglio, e devo dire che sono rimasta molto colpita. Sì. Quindi parliamo d'altro, ha ragione. Possiamo parlare d'altro. Allora, vediamo se riusciamo anche a trovare qualcosa su questo. Dunque, apriamo l'immagine in una nuova scheda, ha a che fare con l'installazione. Possiamo far vedere forse l'immagine? Sì, è quella. Ecco qui. Questa è una installazione che c'è al Magazzino 26, Magazzino 26. Si può vedere tranquillamente. Bene, grazie al signor Gianni per il sì, per averci che portato lì. Che ci ha portato insomma, anche alle iniziative culturali di cui la nostra città comunque è ricca, no? Sì. Però anche in un luogo... Ci sono presentazioni di libri tutte le settimane. Tutte le settimane. Ormai non sei nessuno se non scrivi un libro. Vero. Ci ha portato anche in un luogo sul quale però l'attenzione della politica è sempre molto alta. Il Magazzino 26 non solo, il Porto Vecchio, no? In realtà il futuro del Porto Vecchio, su questo si giocherà molto della campagna elettorale del prossimo anno, ma molto del futuro della città proprio, naturalmente. Sì, purtroppo ci troviamo con meccanismi già in movimento che è impossibile o difficilissimo bloccare o deviare, no? E si parla facendo un passo indietro, si parla spesso di dittatura della maggioranza. Cosa vuol dire? Vuol dire che la maggioranza ha i numeri, e ha i numeri per votare in qualsiasi livello istituzionale quello che decide di portare avanti. La minoranza può fare fuoco e fiamme, può uscire sui giornali, può lasciare l'aula, può votare contro, ma non impedirà alla maggioranza che ha i numeri di fare ciò che vuol fare. E il Porto Vecchio è l'emblema. L'opposizione in consiglio comunale vedeva, con relative differenze, siamo molto simili come visione ad adesso Trieste, un poco più distanti dal PD, però più o meno tutti nella stessa direzione, e vedeva Porto Vecchio come un'occasione di rilancio della città. Invece verrà realizzato un project financing con una ditta di Bergamo che realizzerà un impianto residenziale di servizio di altissima gamma, no? Tipo un Porto Piccolo, per dire, come tipo di struttura, e a beneficio evidentemente di investitori che vengono da fuori città. Noi ci vedevamo più un distretto tecnologico, un distretto culturale, un posto dove sviluppare innovazione, cultura, ma anche economia.
e cercando di evitare quote troppo significative di residenza. Di residenza, chiaramente. Insomma, o privilegiando residenza temporanea. Perché voglio dire, se ci fai 2 studentati non avrai mai il problema che quella zona di notte resti vuota. Resti deserta. Che è la scusa classica che viene portata al fatto di non farci residenza. E se ci fai 2 case di riposo invece è facile che di sera non ci sia nessuno in giro. È vero. Ecco, allora bisogna capire in che direzione vogliamo andare. Noi avevamo in mente tutt'altro, ci troveremo in mano un progetto probabilmente già esecutivo, già firmato, a cui non sarà possibile opporsi. Ne parleremo ancora, invito fin d'ora a tornare a trovarci Elena Danieli. Grazie a tutti. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.